Sono Pierpaolo Basile, uno dei soci dell'azienda agricola Antico Cuore Verde. È un'azienda che portiamo avanti da 3 generazioni, quindi hanno iniziato i miei bisnonni, poi mio nonno, mio padre e ora siamo noi fratelli. L'azienda nasce come un'azienda agricola, allevamento bovino, allevamento suino e produciamo anche i cereali e i foraggi per l'alimentazione del nostro bestiame. Siamo un'azienda a ciclo chiuso in quanto praticamente alleviamo e trasformiamo i nostri prodotti, quindi sia il latte e sia le carni degli nostri animali vengono trasformati in azienda. Il latte viene lavorato al latte crudo, quindi senza pastorizzazione, senza l'aggiunta di fermenti, di conservanti, produzioni molto artigianali, quindi il canestrato primo sale, un formaggio storico siciliano, ma anche i secondi sali, quelli più stagionati e di recente abbiamo inserito la mozzarella sia fresca che una mozzarella per la pizza, le provole, i caciocavalli e lo yogurt. Per quanto riguarda le carni, anch'esse vengono trasformate nella nostra azienda, si trovano nel nostro punto vendita. Abbiamo sia le carni fresche ma anche le cose più stagionali come i salumi, i salami, salsicce secche, abbiamo inserito la mortadella. Tutta l'alimentazione del nostro bestiame, o comunque almeno il 90%, riusciamo a produrla in azienda, quindi con foraggi, la lavorazione dei nostri cereali, quindi dei grani, con l'introduzione anche di farina e di pasta. E anche per quanto riguarda questo settore cerchiamo di utilizzare sempre dei grani più artigianali, più tradizionali possibili. Infatti utilizziamo ad esempio il senatore Cappelli o la tumminia, quindi dei grani storici antichi siciliani. Per quanto riguarda i prodotti del nostro caseificio, una ricotta prodotta tutta da latte delle nostre mucche, quindi latte vaccino, senza l'aggiunta di conservanti, di acidi, ma invece con una cosa che caratterizza la ricotta già da diverse generazioni, cioè con un pochettino di aggiunta di succo di limone durante l'affioramento. Questo consente un aumento leggermente della resa, ma anche un piccolo retrogusto appunto che trovate solo nel nostro territorio. Uno dei nostri punti di forza, o comunque uno dei valori su cui puntiamo di più, di mantenere i processi nel modo più artigianale possibile.